Open Day oggi all'Ambrosini di Favara, un momento importante perché si fa vedere alle famiglie cosa effettivamente fate per che ha un futuro anche per i loro figli. Sicuramente c'è tutta la nostra volontà di renderci disponibili perché la scelta sia fatta in modo consapevole, convinto, e perché facendo un giro tra i laboratori della scuola, le 7 cucine, le 3 sale, il laboratorio di accoglienza turistica si possa toccare con mano quello che effettivamente sono le attività di questo istituto. Un istituto che in questi giorni, dovendosi preparare a questo pomeriggio di apertura, se possibile si riscopre o comunque ritorna indietro con la memoria alle attività che sono state fatte tutti i giorni, sia quest'anno che gli anni scolastici precedenti, ed è un modo anche per confermare la vocazione di chi ha scelto questo tipo di indirizzo. La novità di quest'anno è l'aver introdotto all'interno di questa giornata di apertura della scuola il caffè letterario, presentando un libro di ricette di Martino Ragusa, che oggi pomeriggio è il nostro ospite e che sarà intervistato dagli studenti, i più giovani della seconda classe dell'istituto. Questo perché intanto siano loro i protagonisti di questi momenti e acquisiscano tutte le competenze necessarie anche per scoprirsi capaci di affrontare queste situazioni, e perché non si dimentichi mai che questa è la scuola delle mani, è la scuola di chi effettivamente ha una manualità spiccata e sa fare un lavoro artigianale, senza però mai dimenticare che tutto passa da una profonda cultura e da una profonda conoscenza del territorio, delle materie prime e della storia di ciascun piatto. Martino Ragusa, ecco, presenti questo libro, cosa contiene il libro e quanto è importante anche per indirizzare verso il futuro avvenire i giovani che vorranno iscriversi in questo istituto, un indirizzo enogastronomico. Ma io spero che abbia qualche importanza, però volevo fare una piccola premessa e ringraziare anche a mia volta dell'invito, perché il contatto con i giovani, che per chi fa un lavoro come me, che sta a casa a scrivere, è raro, è un evento raro, e incontrare i giovani è sempre molto istruttivo. Non si sa bene chi impara e chi insegna, chi dà sapere e chi le riceve, è sempre reciproca e a doppio senso questo incontro. Io devo dire che quando le rare volte che sono in contatto con i giovani veramente imparo parecchio. Il libro è un ricettario di cucina siciliana, è leggermente datato, nel senso che adesso sto già scrivendo il secondo volume. Questo è uscito nel 2016, è una raccolta di ricette di popolo e signori, questo è il titolo del libro, che mette in risalto le due anime della cucina siciliana, quella popolare e quella aristocratica, che non sono così distanti, questo è un esempio forse unico in Italia, si sono fuse fra di loro, per cui abbiamo la singolarità di ricette molto sofisticate, molto elaborate, però divenute popolari o addirittura cibo da strada. Open Day, ma ci sono anche delle particolarità, quali? Sì, la tradizione importante di questa scuola dal punto di vista appunto formativo per i nostri ragazzi, per il profilo in uscita dei nostri ragazzi, è quella di curare con particolare attenzione i progetti, la progettazione europea, quindi l'internazionalizzazione della scuola. Lo facciamo tramite dei progetti Erasmus, tramite dei PON, e dall'anno scorso abbiamo cominciato anche a progettare e realizzare dei progetti che riguardano i neodiplomati, in maniera da inserirli più facilmente nel mondo del lavoro anche ad un livello elevato, per cui stiamo lavorando sia per i ragazzi che sono nel corso di studi attuale, sia per quelli che si sono appena diplomati.